Il restauro è sempre anche un momento di presa di coscienza e di conoscenza dell'opera. E quindi quello che noi facciamo non è durante il restauro di voler tornare indietro nel tempo e di superare il tempo passato, oppure di dare una forma ideale all'opera, oppure anche proprio la ricerca della forma originaria, però dobbiamo sempre considerare che l'opera ha passato del tempo e quindi c'è una stratificazione storica proprio del suo vissuto, e nel restauro è proprio quello che si vuole anche conservare. Comunque anche il degrado, il tempo passato è parte componente proprio dell'opera, quindi i segni di usura, le patine che si sono create, le rotture che si sono create nel tempo, e quindi anche questo vanno conservate. Troviamo su molte casse, anche sugli attrezzi di legno, delle tracce di attività di insetti xilofagi, per la maggior parte sono tarli. Poi in molte casse all'interno, oltre alla polvere, anche tracce di escrementi di topi, ho trovato anche dei semi di grano. Anche questo ci sta a indicare come sono state conservate, magari in una stalla, magari in un ripostiglio dove ci sono state altre attività intorno. Troviamo anche delle parti proprio riparate, nel senso, le persone ovviamente col tempo le cerniere non funzionano più tanto bene, allora che cosa si faceva? Magari si sostituiva con un'altra cerniera che si è trovato da un'altra parte, oppure si rompevano, si aggiustavano con un fil di ferro. Ho trovato anche dei rinforzi di legno, per esempio dove il legno si è spaccato, dove le tavole nel tempo si sono proprio allontanate. Altro degrado che ho trovato su molte casse era proprio la presenza di cera, di gocce di cera, di gocciolature di cera e anche di bruciature. E anche questo ci dà un'idea come hanno vissuto queste casse, che sicuramente sono state usate in un periodo dove ancora si usava come illuminazione le candele, quindi che le persone per tirare fuori qualcosa dalla cassa usavano le candele, quindi appoggiandoli sopra poteva anche prendere fuoco, quindi troviamo anche queste tracce di bruciature. Oppure troviamo un'altra cosa che abbiamo trovato, degli schizzi di pittura, di vernice, quindi tutto quello che magari il proprietario o anche il stesso signor Sau che nel suo laboratorio ha usato. Un'altra cassa invece è stata anche rifoderata all'interno con del giornale. Quindi questo sicuramente sempre per come è stato usato, per le persone che l'hanno usato era importante di rifoderarlo all'interno per proteggerlo meglio. E quindi abbiamo trovato queste tracce di giornale che possono risalire a metà del secolo scorso. L'obiettivo adesso proprio nell'esecuzione del lavoro era proprio di fare il minimo intervento possibile che faccia in modo di conservare queste opere, quindi di eliminare tutti i fattori di degrado, di bloccare il degrado e di prevenire un ulteriore degrado per il futuro. Come prima operazione è stato fatto la disinfestazione proprio per gli insetti xilofagi. Tutte le casse, tutte le parti, tutti gli oggetti in legno sono stati messi all'interno di un telo di polietilene sigillato su tutti i suoi lati, quindi che diventa una chiusura ermetica, e poi è stato infiltrato attraverso un foro e è stato nebulizzato dentro questa busta il biocida, in modo da fare proprio un effetto da camera a gas nel quale poi questi oggetti si sono stati conservati per più di 30 giorni, proprio in modo per poter uccidere tutti gli insetti e di fare anche una prevenzione per nuovi attacchi. Si è proseguito con la pulitura. La pulitura significa quindi in questo caso proprio la rimozione di tutti gli strati sovrammessi che possono in qualche modo ancora fare danno all'opera, oppure che possono anche disturbare l'immagine, quindi tutti i schizzi di vernice moderna sono stati puliti con delle miscele dei solventi. Tutta la polvere sedimentato che soprattutto era molto presente sugli coperchi delle casse sono stati puliti.
Nel caso della pulitura ovviamente è sempre importante di capire che cosa si deve rimuovere per poi scegliere, diciamo, anche il solvente adatto, il metodo di pulitura adatto. Quindi proprio per capire questo abbiamo fatto delle varie tasselle di pulitura usando varie tipologie di varie sostanze. Poi si è proseguito con il consolidamento del legno, che significa praticamente di ridare struttura al legno degradato, alle fibre del legno che nel tempo si sono ossidati e hanno perso la loro struttura. Abbiamo usato una resina acrilica in soluzione che viene applicata a pennello su tutte le parti di legno in modo proprio da ridargli la struttura. Poi ovviamente si è proseguiti anche con il lavoro sulla struttura, proprio nel caso delle casse, perché c'erano certe casse che erano molto instabili e che avevano proprio dei problemi strutturali e quindi si è anche provveduto all'incollaggio e al fissaggio di parti staccate attraverso incollaggi con una colla vinilica, con la pressione da parte di morsetti, in modo che poi la struttura possa essere di nuovo stabile. Sono stati verificati tutti i chiodi antichi, anche ribattuti, dove magari nel tempo sono allentati. Poi per garantire la stabilità della struttura sono state aggiunte delle parti nuove, soprattutto sui coperchi sono stati fatti delle traverse nuove, sempre di legno di castagno come la materia legnosa delle casse e poi sono stati però fissati con delle viti in modo da poter anche distinguere le parti aggiunte dalle parti antiche. In 2 casse dove proprio mancavano delle grandi parti negli angoli è stato deciso di aggiungere un inserto sempre in modo semplificato e riconoscibile, però proprio per ridare l'unità di lettura a questa parte importante della cassa. Ovviamente come ultima operazione è stata eseguita proprio la protezione della superficie che serve proprio per evitare un futuro deterioramento. Sulle facciate è stata applicata come protezione una vernice sintetica con una percentuale di cera per dare proprio un aspetto semiopaco. Tutte le parti di ferro sono state trattate con l'eliminazione dell'ossido di ferro con appositi spazzolini e poi con l'applicazione di un convertitore di ruggine. L'intervento è stato concluso proprio con un'applicazione di un protettivo, che è sempre una resina sintetica, in modo da bloccare e da evitare una nuova ossidazione. Le matrici xilografiche le ho trovate in un ottimo stato di conservazione perché sono manufatti comunque di recente fattura e poi sono sicuramente stati conservati anche in un luogo molto protetto. Quindi in questo caso si trattava di un semplice intervento di manutenzione con la spolveratura, la rimozione di depositi che magari si sono accumulati negli interstizi proprio dell'intaglio e una leggera pulitura per scrassarli un po'. Non è stato scelto di dare nessun protettivo anche perché l'intenzione sarebbe di poterli riutilizzare anche in futuro, quindi semplicemente la messa in sicurezza di queste matrici e dando anche l'opportunità che anche in futuro possano essere riutilizzati come matrici per fare ulteriori stampe.